Diverse e continue sono state le sollecitazioni che sono state fatte dal Comitato di Quartiere di Contrada Scavuzzo a Realmonte all'amministrazione comunale per il ripristino della strada che tra l'altro porta alla rinomata località della Scala dei Turchi, in quanto la stessa presenta condizioni di grande precarietà e pericolo sia per i cittadini che per chi vi transita. Ma nulla ancora è stato fatto, questo è quanto sottolinea anche il consigliere comunale di Realmonte, Antonino Sciarrone. Il problema della via della miniera è che la strada non è in sicurezza. Attualmente lo stato della strada è pericoloso per la viabilità, è pericoloso per tutti gli utenti che ci passano, è una strada molto ma molto trafficata perché è l'anticamera della Scala dei Turchi e in attesa di una gara che si sta svolgendo per poterla rifare è necessario che si provveda immediatamente alla messa in sicurezza, perché mentre che aspettiamo la gara che si faccia e possono passare anche diversi mesi, il rischio per chi transita per quella strada è molto ma molto elevato. Non solo, attualmente sappiamo pure che il numero di richieste di risarcimento danni per insidia stradale è aumentato, quindi oltre il danno la beffa, perché sono sempre i cittadini che pagano. E su questo vorrei porre l'attenzione e una richiesta all'amministrazione comunale e al sindaco Lello Zicari, ingegnere Calogero Zicari, dicendo: in attesa che facciate questa gara, in attesa che completiate la gara, in attesa che si rifà la strada della miniera, allo stato attuale immediatamente si deve provvedere a metterla in sicurezza, a segnalare le buche, a mettere una segnaletica che indichi a chiunque vi transiti quali sono i punti di pericolo. Altro problema determinante per la contrada Scavuzzo è la pubblica illuminazione, che nella zona è fortemente carente per via di una rete antiquata e un sistema di pali che andrebbe modernizzato. E come afferma il presidente del comitato di quartiere, Vincenzo Augello. L'illuminazione è un problema che noi nella zona abbiamo sempre avuto e cercato di risolvere, perché quando ci siamo insediati abbiamo visto che il sistema non funzionava in quanto il contratto trentennale era stato affidato a una ditta con la clausola di risparmio energetico, che significa che meno si consuma elettricità, più guadagno si ha sia per il comune e una certa percentuale va anche al gestore. Naturalmente, quando un punto luce per invecchiamento, per incidente, per il maltempo non viene riinstallato, è un risparmio perenne che nel tempo si protrae. E questo tutto a vantaggio dell'amministrazione e del gestore. Per i cittadini è un disservizio.